Vicenza è conosciuta in tutto il mondo come la città del Palladio. Nella sua provincia, una delle 9 in cui nasce il Prosecco DOC, edificò numerose ville, molte delle quali oggi fanno parte dei beni dichiarati patrimonio dell'umanità. La costruzione che per prima lo stesso Palladio cita nei suoi scritti è Villa Godi Malinverni, che iniziò a progettare a 29 anni. Christian, siamo in questa bellissima villa che è stata la prima certificata che riconduce ad Andrea Palladio. Esatto, siamo a Villa Godi Malinverni, sul colle di Lonedo. E qua nel 1542 Andrea Palladio ha progettato la sua prima opera. Girolamo Godi, che era il committente della villa, non badò a spese e chiamò 3 grandi autori del periodo, Zelotti, Padovani e Battista del Nuovo, per affrescare il piano nobile. Anche Villa Caldogno, che si trova nell'omonimo comune della provincia di Vicenza, è oggi un bene UNESCO. Paola, entrando in questo salone, questi affreschi rimandano delle scene di vita quotidiana, dico bene? Sì, è proprio il messaggio che il conte ha voluto trasmettere ai propri invitati. Siete venuti per banchettare, suonare musica, giocare a carte e danzare. E quindi poi proseguivano la festa nelle stanze laterali, come la stanza di Scipione, dove sicuramente il nostro conte concludeva i propri affari dopo aver banchettato e davanti a un buon bicchiere di vino. Villa Cordellina Lombardi, che ripropone 2 secoli dopo lo stile delle ville palladiane, è famosa per gli affreschi del più grande pittore del Settecento veneziano, Giambattista Tiepolo. Giovan Battista Tiepolo in effetti è presente in Villa Cordellina dal 1743-44 per produrre questo ciclo di affreschi che noi vediamo nel Salone Centrale. Gli argomenti sono argomenti storici che attraverso 2 episodi della classicità vanno a raccontare i benefici dell'intelligenza nella vita umana. Ricordiamo che Villa Cordellina non era solo una dimora di nobili, ma era anche un centro produttivo agricolo e quindi ogni anno c'era la produzione sia di vino che appunto di grani e di farine. Questo mi sembra il luogo giusto per fare insieme un brindisi con un calice di Prosecco DOC Rosé. Grazie ancora.